L'1 e il 2 febbraio a Verona Fiere si terrà la prima edizione di Fiera Agricola Tech, una interessante iniziativa dedicata all'agricoltura, alle tecnologie per l'agricoltura, alla quale parteciperà anche Veneto Agricoltura con uno spazio espositivo e con dei focus dedicati a interessanti problematiche. In particolare il giorno 2 febbraio alle ore 15:30 in programma un focus dal titolo Innovazioni tecnologiche per l'agricoltura, le esperienze in campo. Siamo in compagnia del dottor Lorenzo Furlan, al quale chiediamo immediatamente cosa tratteremo, di cosa parleremo e soprattutto quali sono queste tecnologie innovative per l'irrigazione. Parleremo di come accumulare l'acqua, non perdere l'acqua nei periodi autunno-invernali e di come ottimizzare al massimo l'acqua, non perdere acqua nei periodi in cui invece dobbiamo fare irrigazione. Quindi sostanzialmente come accumulare l'acqua quando c'è e come ottimizzarla, utilizzarla al meglio. Esatto, noi abbiamo tecnologie che possono aiutarci in entrambi i casi. Un esempio che andremo a descrivere è quello delle strutture realizzate nell'ambito di un premiato progetto LIFE, Gustore 2, in cui automaticamente durante tutto l'arco dell'anno, se vi sono le condizioni, l'acqua buona con un basso contenuto di sali viene accumulata in un bacino per renderla poi disponibile per l'irrigazione e per creare una falda dolce sopra la falda salata. Dove sono state tenute queste sperimentazioni? Queste sperimentazioni sono state realizzate nell'azienda pilota dimostrativa di Valle Vecchia di Veneto Agricoltura, sono state oggetto di una sperimentazione anche con risvolti scientifici ed oggi è diventata una struttura che ordinariamente consente di fare irrigazione nell'azienda pilota dimostrativa Valle Vecchia. A Verona presenteremo i risultati. A Verona presenteremo come funziona questa innovazione tecnologica e quali sono stati i risultati nell'arco ormai di diversi anni della concreta utilizzazione di queste innovazioni tecnologiche. In 2 parole, quali sono stati davvero i risultati? I risultati è aver reso possibile utilizzare l'acqua di pioggia in zone dove altre fonti d'acqua non vi sono e averla resa disponibile in modo da poter migliorare la quantità e la qualità delle produzioni agrarie, orticole e di colture di pieno campo come il mais e la soia. Abbiamo quindi visto come si accumula l'acqua, ma e com'è invece che si ottimizza il consumo proprio per non eccedere nelle perdite? Utilizzando i principi e le tecnologie della irrigazione di precisione, dell'agricoltura di precisione in senso generale e in particolare dell'irrigazione di precisione. Di fatto l'azienda è stata suddivisa in zone omogenee con delle sonde che sono state poi dotate di sonde per capire quando i livelli critici di umidità del suolo vengono raggiunti, per cui l'acqua irrigua viene fornita ai diversi reparti aziendali quando è veramente necessario, riducendo di molto le perdite dell'acqua irrigua, preziosissima, come abbiamo visto prima, perché ha avuto delle procedure e dei costi per essere accumulata. In particolare, quindi, quali sono le tecnologie che voi applicate? Tecnologie che riguardano la microirrigazione per razionalizzare al massimo l'acqua, un'acqua che ha comunque una certa conducibilità elettrica. Noi facciamo solo microirrigazione e facciamo microirrigazione in un modo da poter risparmiare veramente l'acqua al massimo. Abbiamo per esempio degli impianti in cui c'è la microirrigazione con ali gocciolanti interrate, in cui facendo bene gli interventi, modulando bene nel tempo gli interventi, riesco a ridurre al massimo le perdite d'acqua. Non ho l'evaporazione per esempio, perché le ali gocciolanti sono interrate. Se faccio interventi brevi in tempi successivi, evito anche la formazione di cipolle d'acqua che possano perdere verso il basso, e quindi è una forma di irrigazione allo studio
che dà delle perdite veramente molto molto ridotte, quindi virtuosissima, e che riesce a dare risposte per ridurre le perdite e ottimizzare al massimo l'utilizzo dell'acqua irrigata.